Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con questa nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura che oggi dedicheremo agli obblighi ittiogenici. È un'attività di Veneto Agricoltura che ha ereditato tanti anni fa, un'attività che in sostanza punta al ripopolamento dei corsi d'acqua della regione. Per parlare di questo, perché è un argomento davvero molto interessante, abbiamo invitato la collega, la dottoressa Fabiana Billò di Veneto Agricoltura, che è la responsabile di questa attività di Veneto Agricoltura, appunto del ripopolamento dei corsi d'acqua veneti. Che si chiama in sostanza obblighi ittiogenici, quindi è un obbligo che la regione, e quindi ha delegato poi, ha incaricato Veneto Agricoltura ad occuparsi di questo. Fabiana, cosa sono gli obblighi ittiogenici? Perché c'è questo obbligo nei confronti dei nostri corsi d'acqua? Come hai detto te, è un'attività legata alla tutela del patrimonio ittico del territorio italiano. Risponde a una normativa nazionale che è l'articolo 10 del testo unico delle leggi per la tutela della pesca. Che so che è del 1931. Quindi 31. È una cosa datata ma attualissima, no? Potrebbe essere un po' modificata proprio per le necessità che sono oggi, però è una legge che viene applicata tuttora. Ascolta Fabiana, perché nel 1931 si era deciso di fare questa cosa? Allora, in Italia si cominciava con lo sviluppo economico e quindi l'aumento delle dighe per la produzione di energia elettrica, l'aumento della produzione agricola, quindi la risorsa acqua veniva sottratta e quindi c'era una popolazione che aveva bisogno di proteina animale, quindi il pesce era fondamentale, quindi il Ministero ha deciso di creare degli stabilimenti ittiogenici, una Roma, una Brescia, che governavano il territorio per poter seminare, immettere, popolare tutti i corsi d'acqua per dare questa necessità alla popolazione. Perfetto, però oggi siamo nel 2018 e continuiamo ancora con questa attività. Oggi cosa serve? Le derivazioni idriche. Allora, ti spiego cosa dice l'articolo 10. Perché velocemente, poi abbiamo tante cose. Ecco perché, cosa ti dice? Che tutte le derivazioni idriche di acqua superficiale che hanno uso diverso, sia idroelettrico, ittiogenico, eccetera, hanno la necessità di creare, di costruire manufatti a tutela della pesca. Questo cos'è? Scale di rimonta, griglie per evitare la sottrazione dei pesci che entrino nei canali di derivazione, quindi una serie di strutture a favore della pesca. Quando questo non può essere possibile, essere modificato o creato, parte è l'obbligo ittiogenico, che è la emissione di avanotti per il ripopolamento. Perfetto, e qui entra in gioco Veneto Agricoltura che periodicamente immette del novellame nei corsi d'acqua veneti. Prima di tutto, tutti i corsi d'acqua sono interessati a questa attività? Allora, ovviamente il corso d'acqua interessato è quello al quale viene creato il danno, però attualmente le derivazioni sono tantissime, quindi il corpo d'acqua deve, per ricevere materiale ittico, deve avere le condizioni adeguate. Bene. Perché se no non abbiamo una sopravvivenza del materiale. Allora, proprio questa settimana riprende la stagione del ripopolamento con le prime missioni in provincia di Rovigo, di Verona. Cos'è che esattamente quale specie vengono immesse in questi corsi d'acqua? Certo, allora in questo secondo periodo dell'anno andiamo a immettere i ciprini. Il secondo periodo perché abbiamo già stata primavera? Subito, anzi prima, da febbraio, nell'inverno, cominciamo a seminare i salmonidi, no? Tutta la trota, le specie di interesse per le acque di zona A, zona salmonicola, che sono la trota fario, la trota marmorata e anche il lucio. Seminiamo anche l'anguilla che la troviamo in tutte e due le zone, no? La zona ciprinicola anche. Questo periodo seminiamo tinche e carpe. Quindi in periodi diversi dell'anno si immettono
specie diverse. Ovviamente si mettono specie diverse perché si tiene conto del ciclo biologico della specie, quindi i salmonidi si riproducono in inverno, quindi gli avanotti ce li abbiamo nell'inverno, seminiamo le trottelle 4-6 maggio, 4-6 centimetri. 4-6 scusa, sì, 4-6 centimetri, 4-6-9 centimetri a settembre. Agosto. In quali quantità vengono seminati questo novellame? Allora, dipende da cosa? Dipende ovviamente dalla capacità recettiva del corso d'acqua, no? Cioè una capacità idrogenica che è l'ambiente, deve recepire quel pesce, e il pesce deve essere rustico, quindi il pesce che si acquista, che viene immesso, deve avere delle caratteristiche particolari, no? Deve essere stato allevato in modo idoneo perché possa dopo sopravvivere, contrastare i fattori limitanti di un ambiente naturale e la sopravvivenza a sua volta per i malfatti antropici che riceve, e poi deve essere in grado anche di riprodursi. Certo. Ascolta Fabiana, partiamo dall'inizio. Da dove arriva il novellame, cioè Veneto Agricoltura, dove si procura il materiale? Allora, noi prendevamo il materiale dei salmonidi per quanto riguarda le specie di tutela come la trota marmorata dal centro idrico valdastico, sia per la trota fario altri impianti che hanno le condizioni necessarie, cioè, che noi ogni anno andiamo a verificare. Certo. Quindi questo materiale, questi avannoti, questo novellame di piccole dimensioni viene rilasciato nei corsi d'acqua. Dicevo, in base alla necessità, ma mediamente quali sono le quantità? E poi volevo chiederti la cosa più importante: qual è la percentuale di sopravvivenza poi dei piccoli pesci che vengono immessi? Allora, attualmente stiamo seminando circa 2 milioni di capi, quindi unità, per i salmoni parliamo di unità di pesce, non di chili, quindi ti dico per tutte le specie che sono interessate a livello naturalistico e alieutico, che sono la trota fario, la trota marmorata, il luccio, l'anguilla, la tinca e la carpa, e anni fa anche il persico il persico reale. Per quanto riguarda la resa, là è una bella sfida perché dipenderà di tanti fattori. Uno è, come ti dicevo prima, la rusticità del pesce. Un'altra è l'ambiente idoneo, che ci siano le caratteristiche idonee del pesce, dell'acqua. Il tipo, la taglia che tu vai a mettere, che corrisponda alle caratteristiche di un corso d'acqua, perché io non posso andare a seminare avanotti in un torrente di elevata portata, no? Perché la resa sarà inferiore. Quindi per i salmonidi sappiamo che la resa è minore di quella dei ciprinidi. Noi parliamo, se seminiamo uova, gli avanotti abbiamo una resa che arriva anche al 94%, molto elevata. Però da avanotti a novellame, quindi a una trottella che ha passato un anno, la resa è del 3%. Mentre per i ciprinidi, tipo una carpa, hai una resa superiore di un novellame che arrivi anche al 30%. Questo anche è legato alla capacità riproduttiva di una specie, no? Abbiamo la carpa che è in grado di dare da 150.000 a 200.000 uova per chilo, la tinca da 400.000 a 600.000 uova per chilo, mentre la trota fario andiamo da 1.300 a 2.500 uova. Ho capito. Ascolta Fabiano, volevo chiederti una cosa. Nei mesi scorsi avevamo fatto un comunicato stampa che venivano immesse, non ricordo, era forse nella zona di Vicenza, delle trotte fario sterili. Sì. E poi qualcuno ci ha scritto: ma perché immettete delle trote sterili? Qual è il motivo? Vogliamo spiegarlo un momento, perché è un aspetto davvero interessante questo. Allora, noi quello che si tutela è la trota marmorata, che è una specie in via di estinzione. È una specie molto interessante, è la trota più grande d'Europa, può arrivare a 1,2 m con 30 kg di peso, quindi è una specie particolarissima. Che è autoctona. Che è autoctona nelle nostre zone, anche che la troviamo nell'areale alpino, nel nostro territorio, anche tutta Italia. No?
questa specie cosa succede? Per agevolare alla pesca, per le necessità della pesca, no? L'emissione della trota fario è stata proprio con lo stabilimento itiogenico di Brescia, ha cominciato a immettere tantissimi esemplari di trota fario e quindi ha cominciato a contaminare le popolazioni. Quindi in quegli anni non si teneva conto della biodiversità, della variabilità genetica, quindi erano argomenti che ancora che si toccavano, era necessario l'alimentazione. In questo momento non è così, quindi abbiamo c'è una maggiore attenzione sulle specie da salvaguardare, proprio perché questa specie si incrocia con la trota fario. Si cerca di evitare questo incrocio e perdita della variabilità genetica e proprio delle specie, no? E a quel punto si acquistano trote fario sterili e quindi si devono essere immesse nelle zone in areale di sovrapposizione fra l'affario e la marmorata. Certo. Ascolta Fabiana, com'è che avviene l'operazione proprio in sé di rilascio? Quindi di trote, di attinca, anguilla, lucio, persico, carpe. Allora noi facciamo ovviamente tutti gli anni gli acquisti con gare. Proprio il rilascio il rilascio si determina con le amministrazioni provinciali che hanno il compito amministrativo di... Perché questa è un'attività che viene fatta in collaborazione. Assolutamente, in collaborazione con le province, con le associazioni di pesca, anche con i concessionari, con i consorzi di bonifica, cioè è un'operazione condivisa. Molto complessa, sì. Si decide quali sono i corsi d'acqua idonei per accettare la taglia e la specie che viene seminata, si coordina quel giorno la emissione e vengono rilasciati direttamente nel corso d'acqua e nelle zone idonee dove si sa che ci sarà alimentazione o non ci saranno predatori o mancheranno, che proprio adesso ne abbiamo tanti, sono le specie alloctone come un siluro in questo momento, no? Adesso andremo a seminare la carpa, bisogna stare attenta dove si trovano. Altrimenti il siluro si va fuori tutto. Il siluro è a salvoracce. Certo. Ascolta, gli interessati per esempio possono sul sito di Veneto Agricoltura vedere cosa e dove viene seminato appunto l'attività di semina che questa settimana è stata fatta ed è effettuata nelle province di Rovigo e di Verona con tutti i corsi d'acqua interessati. Fabiana, io ti ringrazio per tutte queste spiegazioni, per averci spiegato un po' questa attività di Veneto Agricoltura ereditata, quindi un'attività anche antica se vogliamo, ma ancora molto importante proprio per tenere in vita i corsi d'acqua di tutta la regione, dai corsi d'acqua più piccoli a quelli più grandi. Grazie Fabiana e ci diamo appuntamento alla prossima settimana con un altro argomento da approfondire. Un cordiale saluto a tutti. Grazie a tutti.